Sindaco, riparte il Festival della Cultura a Moriago, che cosa auspica? Sì, riparte oggi il festival che durerà da oggi fino al 10 di giugno. Ci sono importanti novità, fra le quali vorrei appunto citare la più importante che è il nuovo direttore artistico, che è Lorena Gava, che ringrazio per aver accettato l'incarico e a cui auguro naturalmente buon lavoro. Doveroso da parte mia anche ringraziare il precedente direttore artistico, che era Maria Vesna Brocca, che ci ha seguiti per 4 anni, quindi a lei il mio ringraziamento. Sarà un'edizione importante, un'edizione ancora condizionata dal Covid, quindi dalle normative che dovremo rispettare, però ripartiamo con tanto entusiasmo proponendo un programma ritengo importante, che può cogliere gli interessi un po' di tutti, e quindi buon festival e speriamo una buona affluenza. Questo festival che apre i battenti oggi domenica 3 ottobre con l'incontro tra Alessandro Marzomagno e Luca Campigotto. Sarà un festival che prevede presentazioni di libri, mostre, sostanzialmente diciamo questo, che l'apertura ufficiale è appunto il 3 ottobre domenica, ma tutti gli eventi saranno calendarizzati fino a giugno. Quindi ogni mese noi avremo presentazioni di libri, una mostra, per esempio a novembre la mostra del maestro Cesco Magnolatto, che raggiungerà la bellissima età di 95 anni, che avremo anche l'onore di ospitare. Poi avremo a gennaio la mostra di Arianna Gasparina, quindi scultrice. Poi sarà la volta di Graziella Dagiot con pittura e incisione, e chiuderemo con Claudio Missaggia, che avrà un omaggio alle orchidee, perché il tema delle orchidee è così presente a Moriago. Pensiamo soltanto all'Isola dei Morti, quindi anche alla fioritura di alcune specie particolari e selvagge proprio di orchidee. Sarà appunto il tema che ci accompagnerà, insieme anche a passeggiate naturalistiche, perché il Festival della Cultura di Moriago è un festival che diciamo presenta quindi un calendario appunto molto vasto e articolato di eventi. Non dimentichiamo neanche i più piccoli, con rappresentazioni teatrali. Avremo il noto gruppo degli Alcuni. Poi ci saranno anche letture in occasione della giornata della donna, e ricordo il 27 novembre ci sarà l'inaugurazione della Panchina Rossa ad opera di un artista giovane, Masa, in arte Masa, il quale proprio dipingerà questa panchina, che verrà posizionata qui a lato della Casa del Musichiere. La Casa del Musichiere è il contenitore, diciamo, d'eccellenza di tutte le manifestazioni che poi avremo. La nostra speranza è proprio quella di poter ripartire, di tornare a vivere il paese, la comunità, come si faceva prima. Quindi quello che io mi auspico è che la gente del paese, ma anche fuori, perché il nostro scopo è proprio quello di poterci sempre più allargare, far conoscere quella che è la nostra realtà a più persone possibili. Quindi cerchiamo di alzare l'asticella e di proporci anche al pubblico che non sia solamente del paese, ma sia fuori, insomma, diciamo. Quindi sempre allargarci sempre di più.